Vicenza è regina del PNRR, è la prima città in Veneto per numero di progetti finanziati, per un totale di circa 60 milioni di euro. Non soldi piovuti dal cielo, non un colpo di vento, non una lotteria. Quelli del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza sono fondi europei che lo Stato distribuisce ai comuni in base ai progetti ritenuti più meritevoli. E nella graduatoria dei progetti approvati e ammessi, Vicenza con 110.000 abitanti si vede finanziata ben 76 volte. Padova, che ha quasi il doppio degli abitanti, è seconda con 68 progetti. Venezia, con addirittura 250.000 abitanti, è terza con 43 progetti finanziati dal PNRR. Seguono Treviso con 39, Verona con 33, Belluno con 32 e Rovigo con 29. Un dato importante che dimostra che il Comune di Vicenza è un comune che ha capacità progettuale, perché sono tutti progetti ammessi e finanziati, che vedranno poi la partenza anche con le gare e l'aggiudicazione in questi mesi che avanzano prossimamente e che riguardano tanti settori importanti della nostra città. I progetti finanziati dal PNRR vanno dalle ciclovie urbane alla pubblica amministrazione digitale, dalle scuole al sociale, dalla rigenerazione urbana agli impianti, quelli sportivi e quelli della gestione rifiuti. Infine sono stati finanziati dal PNRR anche le flotte degli autobus e le opere di messa in sicurezza dei palazzi pubblici. Su questo fronte Vicenza, secondo quanto indicato dalla piattaforma Regis per il monitoraggio di avanzamento degli interventi del PNRR, ha il primato anche nel nord Italia, mentre Ferrara è seconda con 63 progetti e Bergamo è terza con 45. Sicuramente entro il 2026 Vicenza avrà un cambiamento importante grazie al PNRR e quindi dalla pandemia abbiamo ottenuto anche un piccolo vantaggio, che è quello di fondi che sono arrivati in Italia tramite l'Europa e che, se ben spesi, e io credo che in molti capoluoghi d'Italia lo facciano in maniera efficiente e in maniera molto importante, diano anche riscontro al cambiamento delle città, e Vicenza sta cambiando.